Al Garden Sport di Mili Marina si gioca la 14ª giornata del campionato di promozione siciliana, girone C, derby cittadino fra Città di Messina e Messana, che arrivano qui con 28 punti in classifica, seconda posizione condivisa. Si giocano molto quindi le due squadre quest'oggi. Con l'aiuto delle nostre grafiche vediamo gli 11 scelti dai due mister, padrone di casa del Città, che si affidano al 4-3-3, Simoni tra i pali, difesa a 4 formata da Iovine, Bombara, Leo e Fragapane, centrocampo formato da Arena, Alessandro Cardia, tridente d'attacco delle grandi occasioni, Arigò, Codagnone, Amante, risponde mister Luca dall'altro lato a specchio, anche loro col 4-3-3, Arrigo tra i pali, difesa a 4 formata da Gentilesca, Angrisani, Alibrandi, Broccio, centrocampo a 3 formato da Santa Maria, Cardia e Gazzetta e tridente d'attacco Buda, Cannuni, Spadaro. E allora ci sono tutti i presupposti per assistere a un bellissimo match. Dirige l'incontro il signor Battiato della sezione di Acireale e dopo i classici saluti di rito a centrocampo e la stretta di mano fra i due capitani si potrà partire con il fischio dell'arbitro che fa iniziare il match. Il Città di Messina ha battuto questo primo pallone di gioco da sinistra verso destra in completino rosso, la Messana da destra verso sinistra in completino bianco. Dopo appena 2 minuti di gioco hanno proprio subito i padroni di casa a rendersi pericolosi qui con Codagnone che riceve questo pallone e lo spara col destro, potente ma centrale. Arrigo riesce a mettergli le manone e a respingere. Subito però pericolosi i padroni di casa, la Messana allora non sta a guardare e risponde dall'altro lato con Buda che neanche lascia rimbalzare il pallone, lo mette al centro per Cannuni che riesce poi a calciare verso la porta ma spara alto. Si è lamentato anche di un presunto tocco di mano non ravvisato dall'arbitro, allora si può proseguire, qui disimpegno errato da parte del Città di Messina che può favorire il contropiede della Messana con Buda che incrocia col sinistro e trova un Eurogol, quello del vantaggio della Messana. La firma è del solito Fabio Buda che trova il 9° gol in campionato ed è un gol spettacolare, quello che regala il vantaggio agli ospiti quest'oggi. Vanno tutti ad abbracciarlo, riapprezziamo il sinistro magnifico di Buda che incrocia sul palo opposto, non può nulla Simoni e allora è 1-0 Messana. Ci si mette anche la sfortuna nel frattempo per il Città di Messina che perdono Iovine per un infortunio, primo cambio obbligato, entra Mancuso per sostituire il numero 2. I padroni di casa provano subito a rispondere qui con Amante che prova a girare questo pallone potente ma centrale. Arrigo in 2 tempi fa sua la sfera, ancora Città che vuole provare a pareggiare immediatamente questa partita, ancora lo spiovente per Amante che prova a coordinarsi e calciare, viene murato però da Librandi che pochi minuti dopo però si fa anche lui male e allora deve essere sostituito da Morgante. Cambio obbligato anche per la Messana, qui nel frattempo Arrigo, splendida azione personale di Arrigo che entra in aria, viene atterrato così ma per il direttore di gara non c'è nulla e allora si prosegue. Bella l'azione personale però del numero 10 da parte del Città di Messina, dall'altro lato l'altro numero 10 della Messana qui prova a rendersi pericoloso scucchiaiando questo pallone in mezzo per Cannuni che però era finito anche in posizione irregolare. E allora da questo rinvio di Arrigo il direttore di gara fischia 2 volte e dice che può bastare così per la prima frazione di gioco. La Messana si trova in vantaggio, così finendo otterrebbe 3 punti fondamentali che la porterebbero al secondo posto solitaria, ma c'è ancora tutto un secondo tempo da giocare. Mentre vediamo qui le due squadre che ritornano in campo per la seconda frazione di questa partita e si ricomincia con la Messana che prova subito ad andare in avanti qui con il lancio di Cannuni che però è troppo sul portiere. Simoni fa sua la sfera senza difficoltà, ma è ancora la Messana che prova qui ad andare in avanti. Attenzione perché qui adesso Fragapane colpisce un avversario, il direttore di gara lo vede ed estrae il secondo giallo all'indirizzo del numero 6 del Città di Messina che quindi adesso dovrà giocare quasi tutto il secondo tempo in 10 contro 11, superiorità numerica per la Messana quindi che prova subito ad approfittarne qui con il solito scambio fra Cannuni e Buda che si trovano alla perfezione. Simoni però fa un super intervento e mette in calcio d'angolo. Adesso nonostante però l'inferiorità numerica prova il Città di Messina dall'altro lato con Amante, mentre vedete il sole battente che può anche dare fastidio alla partita. Altro cambio per il Città di Messina, esce Arena, entra Ginagò per provare a cambiare un po' le cose e nel frattempo qui grande occasione doppia per Cardia che da calcio d'angolo prova a tirare 2 volte verso la porta ma viene murato entrambe e allora si gioca l'ultimo cambio in Città buttando nella mischia anche Libro che prende il posto di Codagnone. La Messana risponde facendo esordire Brancati che prenderà il posto di Santa Maria, ma come nella precedente partita nonostante la superiorità numerica la Messana continua a soffrire. Qui ci prova a coordinarsi ancora Cardia in rovesciata, pallone debole però che si spegne tra le braccia di Arrigo, inquadrare anche le 2 panchine che seguono il match molto concentrate. Ancora Città di Messina che ci prova con questi cross al centro. Arrigo però è sicuro, blocca la sfera e permette ai suoi di respirare. Ci provano dall'altro lato ancora con il solito Fabio Buda che prova a fare tutto da solo, a mettere il cross in mezzo, murato anche lui in calcio d'angolo. La partita adesso è molto combattuta e adesso tra gli applausi il capitano lascia il posto a Nizzari per
provare a chiuderla in questo finale per la Messana. L'occasione però è ancora per il Città di Messina, con Amante che conquista calcio di punizione, va verso il secondo palo, ma ancora Arrigo vola e blocca sicuro la sfera. Il match sembra quasi destinato agli sgoccioli, ci provano ancora quelli del Città con questi tentativi da fuori. Lo ripetiamo, nonostante l'inferiorità numerica stanno attaccando a testa bassa adesso per provare a riprendere questa partita. Qui anche Cardia, tutti i tentativi centrali però per Arrigo, e allora mancano pochissimi minuti alla fine e qui una pazzia di Nizzari che atterra così un avversario, si becca anche il giallo e allora nei minuti di recupero occasionissima per il Città con questo calcio di punizione. Alla battuta si presenterà Cardia che ha già preso la rincorsa, l'arbitro ha fischiato, Cardia calcia col destro all'incrocio dei pali e allora la firma di Cardia allo scadere, il pareggio del Città di Messina. Ormai era inaspettato, ma ci ha pensato Cardia all'ultimo a mettere all'incrocio dei pali questo splendido calcio di punizione che possiamo riapprezzare dal nostro replay. Nulla da fare per Arrigo che può solo guardarla e allora il Città finalmente riesce a pareggiare i conti e proprio dopo quest'ultima emozione il direttore di gara decide con il triplice fischio di porre fine ai giochi. Finisce per 1-1 il derby tra Città di Messina e Messana, squadre che comunque rimangono a pari punti al secondo posto in classifica. Dalle nostre telecamere per quest'oggi è tutto, ci vediamo alla prossima!